È stata la sede della Pro Loco di Vestena Nova in via Chiesa, che ospita anche la sezione locale degli Alpini, a fare da palcoscenico martedì 9 luglio alla quinta e ultima serata di presentazione del nuovo programma di sviluppo locale del GAL Val Lessinia e dei 4 nuovi bandi già pubblicati e disponibili sul sito dell'associazione presieduta da Ermanno Anselmi. È stato lo stesso Anselmi, coadiuvato per la parte tecnica dalla direttrice Elisabetta Brisighella, ad illustrare al numeroso pubblico presente in sala il significato e le linee guida del nuovo PSL, quest'ultimo orientato non più sulle tematiche legate al turismo, ma in gran parte alla socialità e al benessere abitativo e occupazionale dei residenti delle varie comunità territoriali. Sì, tante persone, soprattutto tanti amministratori pubblici, non solo della Val d'Alpone ma anche di tutta la Lessinia. Questo ci fa tanto piacere perché vuol dire che abbiamo suscitato interesse. Poi tanti partner portatori di interesse privati sia nel mondo dell'agricoltura che nel mondo delle attività produttive e commerciali. Quindi il GAL è riuscito comunque a trascinare nel coinvolgimento di queste progettualità molte persone e questo è importante. Si è mosso, ha creato comunità nei territori e nonostante le risorse siano poche comunque si è riusciti a creare coinvolgimento, massa critica e soprattutto idee. Quindi continueremo ad uscire con dei bandi, soprattutto innescando nel territorio parecchi stimoli che potrebbero essere raccolti dalle nostre comunità per sviluppare iniziative, progettualità e soprattutto attività produttive ed efficaci che rimangano sul territorio, misurabili come abbiamo sempre visto, come ha fatto nella precedente programmazione il GAL finanziando ben 262 progetti. Abbiamo fiducia che anche in questa le persone ci accompagnano con i loro sogni, noi ci occupiamo di dare degli strumenti perché le possano sviluppare. A fare gli onori di casa e a commentare il lavoro del GAL e in particolare i nuovi bandi a disposizione è stato il sindaco di Casa Stefano Presa. Sono bandi secondo me ben preparati e spero che alcune risorse ricadano anche nel nostro territorio, ma comunque vedo il GAL motivato e propenso a distribuire queste risorse e quindi cercheremo sicuramente di trarne dei benefici più possibile. La nuova programmazione punta tanto anche ai servizi per la comunità. In queste comunità un po' più periferiche c'è la necessità, no, di tenere ben strette le file e di incentivare magari anche l'arrivo di nuove famiglie. Sì, speriamo che tutta la politica giri in questo senso, perché è giusto incentivare il turismo come si diceva, però che gestisce il turismo nel nostro territorio sono i paesani, cioè è chi ci abita qui, quindi dobbiamo favorire la permanenza nel paese e nel territorio.